minorile dietro al delitto del Grappa, per cui si trova in carcere un 17enne italiano. Il riservo è massimo, ma sarebbero state trovate anche le chiavi dell'auto del 39enne assassinato. Bullismo in rete a Padova, una 17enne riceve così un ammonimento dal questore. La vittima è una coetanea a cui la ragazza ha rivolto pesanti minacce. Paura nel comprensorio di San Martino di Castrozza per un 18enne di Romano Dezelino travolto da una valanga mentre sciava fuori pista. Il giovane è stato estratto dalla neve da altri sciatori. Sesso e cocaina, sgominato dai carabinieri un grosso giro di prostituzione tra la Marca e il veneziano. Arrestata la maîtresse è una 35enne moldava, i clienti benestanti e insospettabili. L'ex presidente della FIMC Chirisa Arà, denunciato dal nuovo direttivo, spese per 100.000 euro senza giustificativi, esposto in procura. Lui replica: fondi usati correttamente. Entra da anni in ZTL a Padova qualche minuto prima dell'orario consentito per prendere i figli a scuola. Ora, senza preavviso, sono scattate le multe e decine di contravvenzioni, almeno 3.000 euro. Una marcia silenziosa nel centro storico di Vicenza, una fiaccolata pacifista in occasione dell'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, un'occasione per ribadire la fine di tutti i conflitti. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati. C'è l'ombra della prostituzione minorile dietro al delitto del Grappa, il delitto che ha visto la morte di Bledar Dedia, il giardiniere di Paderno del Grappa, per cui si trova in carcere un 17enne italiano. Il riservo è massimo, ma sarebbero state trovate anche le chiavi dell'auto del 39enne assassinato. Soldi in cambio di sesso, l'ipotesi che si era insinuata nelle ore seguenti al fermo del 17enne italiano accusato dell'omicidio di Bledar Dedia, albanese di 39 anni, diventa sempre più insistente e farebbe parte di un quadro ancora più ampio, fatto di incontri sessuali con protagonisti giovani e giovanissimi. A poco più di un mese dal ritrovamento in una zona isolata di Via dei Colli a Paderno del cadavere di Bledar, la svolta segnata dal fermo del teenager rischia di aprire il classico vaso di Pandora. Un'ombra si allunga sul Grappa, quella della prostituzione minorile, coltivata anche sui social e sulle app di incontri con gli inquirenti che stanno mantenendo il più stretto riservo. Il condizionale quanto mai d'obbligo, vista l'età del presunto killer, e considerato che in quel giro potrebbero trovarsi altri giovani, coetanei o quasi, i quali sarebbero stati sentiti dagli inquirenti con tutte le cautele del caso. Bledar, di certo, era molto noto in zona. Con il 17enne si sarebbe conosciuto sul luogo di lavoro, un locale di Borso del Grappa, poco meno di un anno fa. Il 20 gennaio, sabato pomeriggio, il giorno prima del ritrovamento del corpo martoriato da 10 fendenti, i due si erano dati appuntamento e questo è uno dei pochi punti fermi della vicenda, così come sembrerebbe una svolta il recupero dell'arma usata per il delitto, un coltello da cucina e degli indumenti indossati dal giovane, che altro punto fermo si sarebbe allontanato a piedi lasciando evidentemente delle tracce. Altro dettaglio, che dettaglio non è, sarebbe il rinvenimento delle chiavi dell'auto di Bledar, trovata regolarmente chiusa poco distante dal cadavere all'alba del 21 gennaio. Questa è un'indicazione su cui non posso dare né conferma né smentita, è un dato investigativo su cui al momento c'è ancora il segreto istruttorio. Chiaro che quella portata avanti dai carabinieri coordinati dalla Procura dei Minori sia un'indagine delicatissima, sospesa tra sfera intima e crimine. I familiari di Bledar, la moglie con i 2 figli, si dicono stupiti da questa svolta che però allontana i sospetti dalla famiglia di origine, inizialmente tirata in ballo per una sorta di vendetta d'onore. La famiglia ed io ci aspettavamo che ci sarebbe stata un'accelerazione, così si era capito che la Procura di Treviso e la Procura per i minorenni avevano indirizzato le indagini verso una direzione che verificheremo poi se è quella corretta. Certamente la famiglia è soddisfatta per la velocità con cui le indagini sono state compiute. Il 17enne, assistito dall'avvocato Elisa Berton, sarà sentito lunedì. Resta nel carcere minorile di Treviso con l'accusa di aver ammazzato un uomo 22 anni più grande di lui. Siamo a Padova, bullismo in rete. Una 17enne ha ricevuto un ammonimento da parte del questore. La vittima è una sua coetanea.
Una ragazza 17enne ha ricevuto il provvedimento di ammonimento del questore di Padova, Marco Odorisio, con l'accusa di cyberbullismo. In pratica la giovane si è resa protagonista nel tempo di ripetuti atteggiamenti intimidatori nei confronti di una coetanea. Il provvedimento è arrivato dopo una lunga indagine della divisione anticrimine sui gravi episodi accertati e avvenuti online tra le due ragazzine minorenni. Tutto inizia quando una studentessa padovana 17enne si rivolge alla questura perché una sua conoscente, utilizzando la rete internet, aveva iniziato ad avere un comportamento aggressivo nei suoi confronti, con minacce e offese, pubblicando sui social video e messaggi di testo che presto sono diventati pesanti insulti e, nei casi più gravi, vere e proprie minacce di morte. Addirittura in un'occasione, dopo essere stata bloccata dalla vittima su WhatsApp, l'autrice delle minacce aveva pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui, ballando in un video, fingeva di prendere per i capelli e picchiare la coetanea. Nei giorni successivi era arrivato anche un messaggio in cui le augurava la morte, e così l'ansia e la paura, per sé e per i familiari, avevano convinto la vittima a rivolgersi alla polizia. Ed ecco il provvedimento di ammonimento del questore per prevenire e fermare questi episodi di violenza. Siamo in Trentino Alto Adige. Uno sciatore di 18 anni è andato fuori pista di Romano De Zelino del Vicentino è stato travolto da una valanga. Un 18enne di Romano De Zelino è rimasto coinvolto nel distacco di una valanga in Trentino Alto Adige. Il giovane stava sciando fuori pista sotto una cima della Val Cigolera nel territorio comunale di Primiero San Martino di Castrozza, a circa 2100 metri di quota, quando una valanga con un fronte di circa 30 metri si è staccato dal pendio. Alcune persone che si trovavano sul posto e il suo compagno di escursione l'hanno estratto dalla neve ed è scattata subito la macchina dei soccorsi. A causa del peggioramento delle condizioni meteo in alta montagna, però, l'elicottero non ha potuto sbarcare i soccorritori che hanno raggiunto la zona della valanga con altri mezzi. Gli operatori della stazione di San Martino di Castrozza del soccorso alpino sono quindi intervenuti via terra, salendo in quota con gli impianti di risalita e con gli sci con le pelli, con il supporto di altri soccorritori delle stazioni di Primiero, Centrofassa, Val di Fiemme, Levico e Tesino, che si trovavano nei paraggi, e un soccorritore della Guardia di Finanza, per un totale di circa 13 operatori coinvolti. Una volta sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato l'infortunato e l'hanno trasportato con la barella a valle fino a raggiungere la strada forestale. Qui un operatore sanitario arrivato sul posto con il quad gli ha prestato le cure mediche e il 18enne è stato trasportato quindi in ospedale con un trauma alla spalla, ma al momento le sue condizioni non destano preoccupazione. Desta invece preoccupazione lo stato della neve in seguito alle repentine variazioni di temperatura, con il rischio di valanghe che sta crescendo in molte zone di montagna. Gli investigatori sono convinti che l'uomo ripescato senza vita nel Brenta sia morto o annegato. Si attendono i risultati ufficiali dell'autopsia. Intanto si continua a cercare il complice. È stata effettuata nelle scorse ore l'autopsia sul corpo dell'uomo ripescato nel fiume Brenta, a Noventa Padovana. A poca distanza i poliziotti avevano visto cadere in acqua una persona che stavano inseguendo, sospettato di aver compiuto con un complice un furto di gasolio lungo l'autostrada A4 ai danni di uno dei mezzi pesanti parcheggiati per la notte. Secondo la ricostruzione, uno dei due si sarebbe dato alla fuga ed è tuttora ricercato, mentre l'altro è scivolato in acqua. Identificato è un cittadino romeno di 37 anni. Da un primo esame non ci sarebbero segni di violenza sul corpo e dai primi risultati dell'autopsia gli investigatori sono convinti che sia morto per annegamento, anche se mancano le conferme ufficiali che arriveranno quando saranno più dettagliati i risultati dell'autopsia. A ritrovare il corpo i vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche un elicottero per le ricerche. L'uomo sarebbe arrivato in zona con un motorino che è stato sequestrato. Addosso aveva dei documenti ed era residente a Padova. Smentita la notizia dell'arresto del complice, che dunque è ancora in fuga. Sesso e cocaina, il nucleo operativo dei carabinieri di Treviso, coordinati dalla procura, ha sgominato un grosso giro di prostituzione tra la Marca e il Veneziano. Arrestata la maîtresse, si tratta di una 35enne moldava, i clienti tutti benestanti. Target dei clienti è medio-alto, quindi la tariffa era dai 150 ai 200 euro l'ora. Parliamo di professionisti, politici, di chi parliamo? C'è un identikit di questi clienti, la Treviso bene? Medio-alta, diciamo medio-alta.
I classici insospettabili della Treviso, ma anche della Venezia Bene, disposti a pagare fino a 150-200 euro all'ora in cambio di sesso, erano loro i clienti abituali delle ragazze dell'Est, spesso giovani madri con problemi economici, reclutate da una donna 35enne di origini moldave, vera e propria maîtresse secondo gli inquirenti, intraprendente senza scrupoli, arrestata per aver favorito e sfruttato la prostituzione. A incastrarla una delle giovani ormai esasperata. Quando una ragazza ha chiesto il nostro aiuto e ha denunciato i fatti per cui sono iniziate le attività investigative. Serratissime le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Treviso, coordinati dalla procura. Il mercimonio partiva dal web. Praticamente la maîtresse, dopo aver reclutato le ragazze dell'Est Europa, le inseriva su dei siti web che poi lei stessa gestiva tramite le richieste che giungevano dai vari clienti. Scattava poi la seconda fase, quella dell'appuntamento con la 35enne moldava che gestiva quella che può essere definita la logistica del sesso a pagamento, che comprendeva anche delle strutture alberghiere nel veneziano. Diciamo che le ragazze stavano tutte in un appartamento qui alle porte di Treviso e poi dopo venivano portate nei luoghi del meretricio a richiesta dei clienti, che li conduceva proprio per l'appunto la maîtresse. E al sesso spesso si accompagnava la cocaina. A seconda delle richieste dei clienti che pervenivano alla maîtresse di procurare anche dello stupefacente nel caso in cui ne facessero richiesta proprio per avere una prestazione extra. La 35enne moldava si trova ora in carcere alla Giudecca, un segnale che va oltre il caso specifico. Faccio per l'appunto un appello di contattare i carabinieri laddove ci dovessero essere delle ragazze che si sentono costrette a fare questo tipo di lavoro e assoggettate da qualche protettore, di chiedere aiuto ai carabinieri. Sgominato dalla procura di Verona il racket di prostitute ed armi di una banda criminale che operava nel nord Italia. Lo sfruttamento della prostituzione avveniva anche a Vicenza e a Padova. Sfruttava le prostitute anche in alcuni appartamenti di Vicenza e Padova. La banda fermata da un'operazione congiunta della Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Verona. 8 italiani residenti nella provincia scaligera sono stati oggetto dell'ordinanza di misure cautelari disposta dal GIP a seguito di 2 filoni di indagine paralleli promosse dalla Procura di Verona. 6 persone sono finite direttamente in carcere, 2 invece ai domiciliari dopo il blitz scattato simultaneamente ieri mattina all'alba. Tutti accusati di associazione a delinquere, violenza sessuale aggravata, truffa, ricettazione e detenzione d'armi. La banda avrebbe operato nel nord Italia anche in altre province tra l'estate del 2021 e la primavera dello scorso anno. Diversificate le attività criminali della banda, i finanzieri nel 2022 avevano avviato le indagini dopo un'operazione antidroga che aveva portato al rinvenimento di un traffico illecito d'armi. La Polizia di Stato invece è giunta a identificare gli stessi criminali attraverso un'indagine contro lo sfruttamento della prostituzione e la raccolta delle denunce delle donne sfruttate. Gli introiti incassati formalmente dalle stesse vittime attraverso carte prepagate a loro nome erano poi gestiti dai criminali. Siamo nel Vicentino, Torri di Quartesolo, furto con spaccata in un negozio di computer, un bottino da 100.000 euro. Torri di Quartesolo. È ancora a caccia la banda di malviventi che ha messo a segno un furto al negozio rivenditore di prodotti Apple in via Pola. 100.000 euro il valore del bottino fruttato ai ladri, che sono riusciti ad introdursi nell'esercizio commerciale attraverso un accesso secondario. Un piano studiato con cura messo in atto giovedì dopo le 4 di notte. I criminali hanno razziato in pochi minuti un centinaio tra computer e cellulari nuovi, nonostante fosse scattato l'allarme. L'ingresso principale, difeso da inferriate e vetrate blindate, è stato aggirato. I carabinieri, pur intervenuti in pochi minuti, non sono riusciti a sorprendere i banditi. Non è il primo furto subito dal negozio, che già nel 2020 aveva visto l'irruzione rapidissima dei criminali nel pomeriggio. In quella occasione si erano accontentati di alcuni cellulari in esposizione del valore di 8.000 euro. Un
blitz per scovare lavoratori in nero, l'operazione della compagnia di Bassano del Grappa dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza in un laboratorio tessile di Mussolente. Lavoratori in nero, magagne con la sicurezza e carenze amministrative. È questo il risultato di un blitz messo a segno dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza in un laboratorio tessile di Mussolente. I militari si sono presentati nello stabilimento trovando 14 operai al lavoro, tutti cinesi regolarmente residenti in Italia. Ma 2 di loro erano in nero, dato che mancava la comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo. I carabinieri hanno poi scoperto che c'erano grosse lacune nel rispetto delle norme di sicurezza. Per questo motivo è stata denunciata la titolare dell'azienda, una cittadina cinese di 55 anni, che dovrà provvedere anche alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sul tema della sicurezza. Alla donna è stata appioppata quindi una multa di 10.000 euro per le carenze amministrative e l'attività è stata sospesa a causa della presenza di personale in nero. Per riaprire la titolare dovrà sborsare altri 13.000 euro. I morti nei cantieri edili sono in aumento, lo dice la CGIA di Mestre, che lancia l'allarme. Tra i lavoratori deceduti cresce il numero di quelli non inquadrati con il contratto e quindi senza i corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza. Cadute di lavoratori dall'alto, cadute di oggetti e carichi, perdita di controllo dei mezzi. Dopo il Covid, i morti sul lavoro nei cantieri veneti sono tornati a crescere. L'anno scorso, a livello nazionale, i decessi sono stati 1.041 e dopo i 172 della Lombardia ci sono i 101 infortuni mortali del Veneto. Anche alla luce di quanto accaduto a Firenze, secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, è verosimile ritenere che lavoratori in cantiere per realizzare impianti elettrici, idraulici e di altro genere si trovino a volte anche ad eseguire mansioni di natura strettamente edile, senza disporre del corretto inquadramento contrattuale. Una tendenza che consentirebbe alle imprese di risparmiare sul costo del lavoro. In Veneto questa tendenza non sembra molto diffusa e si avverte solo in provincia di Venezia e di Verona. In pratica chi si infortuna o muore all'interno di un cantiere è sempre più spesso un lavoratore a cui non si applica il contratto dell'edilizia, ma quello dei metalmeccanici. Questi ultimi sono lavoratori che, a differenza dei colleghi degli edili, non sono obbligati a sostenere un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione da tenere in questi luoghi, soprattutto in quelli dove c'è la compresenza di più imprese. I dati disponibili non consentono di sapere quante imprese edili in Veneto applichino il contratto metalmeccanico anziché quello edile, ma secondo la CGIA appare evidente che nei cantieri accedano comunque troppi addetti che non hanno ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro. È necessario monitorare attentamente questo fenomeno, sia per evitare nuove tragedie, sia per non consentire alle imprese scorrette di ricorrere a questo escamotage per risparmiare sul costo del lavoro. Tra i 30 esempi civili premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche una veneziana, e lei si tratta di Giuseppina Casarina, 65 anni, di Milano, premiata come ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La motivazione: per facilitare attraverso il canto i rapporti tra persone appartenenti a diverse culture. Caserini infatti è la fondatrice del coro Voci dal mondo di Mestre, esperienza che riesce a facilitare, si legge, le relazioni tra persone anche di diversi paesi, divenendo così un esempio di inclusione sociale. Domenica 28 aprile, giorno della visita del Santo Padre in Laguna. Resterà una delle giornate in cui chi arriverà in città dovrà prenotare in attesa di conoscere il programma dettagliato della visita. Alcune linee guida sono già chiare, lo dice l'assessore al bilancio. Papa Francesco e la delegazione vaticana al suo seguito non dovranno pagare domenica 28 aprile il contributo d'accesso. Il dubbio, che ha tenuto banco a metà tra il tono scherzoso e l'interrogativo reale, in realtà trova una facile risposta nel regolamento generale, che prevede già l'esenzione per le autorità pubbliche in visita nella città storica. Lo spiega l'assessore comunale al bilancio e alle partecipate Michele Zuin. Non sarà dunque una norma studiata ad hoc per la visita papale, ma un'eventualità già prevista nel regolamento generale.
Va anche ricordato che una parte del seguito del Papa sarà in città già dai giorni precedenti per studiare i percorsi del Santo Padre, dunque, pernottando in hotel, già verserà la tassa di soggiorno. Siamo molto felici della prossima visita del Santo Padre nella città di Venezia. Ci stiamo preparando insieme a tutte le altre autorità competenti per accoglierlo. Molto probabilmente in piazza San Marco riusciremo appunto a togliere determinati cantieri che possono disturbare la messa che sembra verrà confermata. Quel giorno, domenica 28 aprile, resterà comunque in vigore la sperimentazione del contributo d'accesso come previsto. Semmai questa nuova modalità di ingresso potrebbe riguardare i pellegrini in arrivo a Venezia per il Papa, che comunque saranno, almeno per la maggior parte, si prevede i fedeli delle parrocchie del Patriarcato e del Veneto, e quindi non tenuti al pagamento del ticket. Non appena si saprà il programma dettagliato, saranno prese comunque le decisioni conseguenti. Ci manca ancora un programma definitivo di quelli che saranno i suoi spostamenti. Chiaramente cercheremo di far, diciamo così, coincidere le esigenze appunto delle persone con l'introduzione del contributo di accesso che in quei giorni sarà appunto attivo nella città di Venezia. Insomma, cercheremo di comportarci al meglio per cercare di accogliere i pellegrini e il Santo Padre nella nostra città, nel nostro centro storico. Un esposto è stato presentato in procura a Padova contro l'ex segretario FIMG che riunisce i medici di medicina generale Domenico Maria Crisarà, per 62 anni, attuale presidente dell'Ordine dei Medici, per oltre 100.000 euro di spese che non sarebbero state giustificate. Di questi 90.000 sembrerebbero mancare dall'assistenza primaria, altri 15.000 dalla continuità assistenziale immediata. La replica di Crisarà, che si dichiara estraneo ai fatti, è a disposizione delle autorità competenti. Secondo Crisarà, le risorse sono state utilizzate in modo corretto e coerente ai fini della politica sindacale. Inoltre, dice, le modalità di utilizzo dei fondi sono sempre state accessibili a tutti e condivise con la dirigenza. Restiamo a Padova per raccontarvi la storia di un papà che da anni entra in ZTL per prendere i figli a scuola. Lo fa sempre qualche minuto prima dell'orario consentito, ma ora senza preavviso sono scattate le multe, pare arrivate fino a 3.000 euro. La storia è quella di un papà che, autorizzato dalla polizia locale a entrare in auto nella ZTL per prendere i figli a scuola, da anni attraversa il varco di via Vescovado con qualche minuto di anticipo, 4, 5, 10 minuti al massimo, senza essere multato. A settembre però, ecco la svolta. Lui non lo sa, ma la telecamera lo immortala regolarmente, 5 giorni alla settimana, senza avere più tolleranza. Ma Gianluca Boldrin lo scopre solo 3 mesi dopo, quando iniziano ad arrivare le contravvenzioni, circa 100 euro all'una e sono già quasi 30, con un'altra ventina attese in questi giorni. Saranno quasi 5.000 euro, una cifra che toglie il sonno. Fino agli anni scorsi addirittura qualche anno c'è stato addirittura un anticipo di orario alle 15:30 che andava benissimo, dopodiché si è lasciato un po' di margine di entrare, anche perché non è possibile fermarsi se si arriva in anticipo in queste strade, bisogna per forza passare altrimenti si blocca il traffico. Invece da poco prima di Natale è la brutta sorpresa che i 5-10 minuti di anticipo al massimo che ci possono essere stati non sono più accettati, per cui da 3 mesi a questa parte, tutti i 3 mesi che sono passati dall'inizio delle scuole, sono praticamente tutti i giorni con una multa e adesso stanno arrivando man mano. Altri potrebbero essere i genitori nella stessa situazione. Lui sa che rimanendo fermi alla norma è in torto e deve pagare. Si aspettava almeno di essere avvertito dell'improvvisa tolleranza zero e lancia un appello all'amministrazione: pagare alcune delle multe, che lui in centro non va a fare shopping o a bere l'aperitivo, ma entra ed esce dalla ZTL i pochi minuti che servono per prendere i figli a scuola. Al Comune chiedo, intanto un po' di buonsenso, magari di risistemare l'orario e trovare un orario magari un pochino più consono qualche minuto prima dell'anticipo. Dopodiché, sapendo perfettamente di essere stato in torto, perché così, di magari trovare un accordo per pagare una parte delle sanzioni che sono state giustamente date, però con le altre trovare tornare con un minimo di elasticità mentale. A Vicenza, in centro storico, una marcia silenziosa, una fiaccolata pacifista in occasione dell'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, un'occasione per ribadire la fine di tutti i conflitti del mondo. Il diritto alla difesa è insito nell'uomo, è previsto anche dalla nostra Carta Costituzionale
e anche dai trattati dell'ONU. Però il dramma è che se tu continui ad alimentare conflitto con le armi, alla fine cosa ti rimane? Ti rimane un mucchio di cadaveri con una bandiera sopra. Se vuoi la pace, prepara la pace. È lo slogan scelto anche a Vicenza, che si unisce alle manifestazioni di altre città italiane a 2 anni dall'invasione militare russa dell'Ucraina, aderendo alla giornata nazionale di mobilitazione promossa da Europe for Peace e Assisi Pace Giusta. Una trentina le associazioni che manifestano con una fiaccolata nel centro storico di Vicenza. Parte da qui dove siamo adesso, che è un luogo simbolico, perché c'è la statua del mezzo busto di Gandhi, paladino della non violenza. Poi faremo il percorso, si snoderà percorso Palladio, e sarà silenziosa, ci sarà un cartello cessate il fuoco subito davanti, poi un altro cartello, un manifesto Vicenza città per la pace, poi ci saranno bandiere per la pace e poi alla fine in piazza Matteotti ci saranno anche delle testimonianze. Un evento preceduto da un incontro ieri sera a Laghetto, dove attraverso l'ascolto in videoconferenza di alcuni testimoni sul posto è stata l'occasione per approfondire le tematiche. Numerose le richieste dei partecipanti che chiedono lo stop immediato dei conflitti. Ecco, rispetto a questo noi chiediamo l'immediato cessate il fuoco sia in Ucraina che nella striscia di Gaza, l'avvio di trattative per raggiungere accordi di pace soddisfacenti, magari sotto l'egida dell'ONU, scusate. Poi chiediamo anche che ci sia un riconoscimento della Palestina come entità, chiediamo anche che ci sia la liberazione degli ostaggi e anche dei prigionieri che attualmente sono senza nessun motivo sono detenuti in Israele, e che l'Europa, anziché inviare armi, cerchi di avviare una forte attività della pace. Ci fermiamo ora all'ultimo servizio, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Temporanea tregua dalla pioggia, poi lunedì ancora maltempo. Previsioni intanto per domenica 25 febbraio. Sul Veneto avremo nubi irregolari alternate a schiarite, anche ampie, precipitazioni generalmente assenti in pianura, saranno ancora possibili dei piovaschi invece sulle zone pedemontane e montane. Temperature stazionarie o in lieve locale variazione, minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui maggiore nuvolosità sulle zone montane e qui non sono escluse delle deboli piogge, mentre altrove sarà più soleggiato. Quota neve a circa 1000 metri. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo una prevalenza di sole con occasionali annuvolamenti. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno agli 11. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.